Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epoca Spa. Visita il nostro sito www.epocaspa.com. Amici di Sketch, ben ritrovati. Questa è una settimana veramente importante e anche la prossima è il preludio in pratica a quello che sarà il mondiale in Belgio. Infatti la Ilenia non c'è perché è in viaggio per il Belgio, quindi un reportage prossima settimana per quanto riguarda le cose più belle, le emozioni, il colore che si potrà vivere in questo anno di pandemia in Belgio. Vedremo insomma i nostri azzurri come si comporteranno. Ecco, un dispiacere ce l'ho perché Aru ha detto di no, ha mitigato tutte le polemiche inutili che ci sono state in questi giorni. Lui il ciclocross lo ama, lo ha rimesso in sella, in qualche maniera vedremo delle grandi risposte da parte sua, ma le risposte che ha avuto il ciclocross grazie alla notorietà di Fabio Aru sono state sicuramente importanti. Abbiamo due servizi questa settimana molto importanti, molto carini. Diciamo il primo che vi andiamo a mostrare tra pochissimo è proprio l'Ultralight con il cross campestre fatto nel parco Fender di Vittorio Veneto, dove prima ci sono state le biciclette, si alternano adesso i podisti. Quindi il primo servizio a cura sempre di Ilenia Lazzaro. Parti di slancio. Contrasta la fatica. Ritrova le forze. Pro Action. Integratori per lo sport. Amici appassionati di atletica, oggi siamo a Vittorio Veneto in area Fender. Non è ciclocross, le bici sono sparite, si parla di cross. Una delle prime gare dell'anno per quanto riguarda la FIDAL, organizzazione a cura della Circa Ultralight di Vittorio Veneto, un appuntamento che dà respiro, ampio respiro anche a questi atleti, a tutti i crossisti a piedi che per praticamente una stagione non hanno gareggiato. È proprio una delle prime gare, il protocollo finalmente è pronto anche per quanto riguarda la Federazione Italiana di Atletica Leggera e soprattutto queste tipologie di corse di gruppo. Abbiamo visto partenze a scaglioni di 10, ovviamente poi vincerà il minor tempo. Con la sintesi andiamo sulla prima gara in programma, vale a dire quella dedicata alle allieve sui 4 km. Ha vinto Chiara Pedol, Dolomiti Belluno, su Lucia Arnoldo, sua compagna di squadra, ed Elisa Maglione dell'Atletica di Ponzano. Questi sono gli allievi. 5 km da percorrere in questo percorso che conosciamo tutti, avendolo corso qualche settimana fa per il ciclocross nazionale. Questa è una prova valida quale qualifica per il campionato nazionale di corsa campestre. Gli allievi 5 km da percorrere in multilap, è un percorso molto duro, tra l'altro molto muscolare, e abbiamo visto anche il grande fango che c'è in alcuni tratti di tracciato oltre al grande evento. Per quanto riguarda la cronaca, dobbiamo vedere appunto una bella lotta tra Francesco Cao della Vittoria Atletica ed Alvise Bona, suo compagno di squadra. In terza posizione Samuel Mazzucco. Ecco la vittoria appunto di Francesco Cao, quindi il compagno di colori, Alvise Bona, e quindi Samuel Mazzucco per quanto riguarda appunto gli allievi. Ricordiamo che per quanto riguarda invece la Federazione Italiana di Atletica al momento non sono approvate le gare delle categorie giovanili, vale a dire esordienti, ragazzi e cadetti.
mentre per quanto riguarda la categoria assoluta delle master e dei master viene accorpata agli open. Questa è la partenza delle donne juniores, quindi delle juniores sui 5 km. Anche qui partenza a 10, a batterie da 10 e poi il minor tempo vince. Qui c'è una bella lotta tra compagni di squadra, tra Francesca Dalla Pozza e Chiara Pizzolato dell'Atletica Vicentina. In terza posizione invece Alice Bitz della Vittorio Atletica. Grande distanziamento, l'area Fendel comunque l'avevamo visto già nel ciclocross con numeri molto maggiori dei 300 partecipanti di oggi, si presta al distanziamento e alle norme anti-Covid. Un forte vento tra l'altro ha reso dura anche la gara per questa categoria e vediamo appunto che il fango può causare questo, si cade in bicicletta, si cade anche a piedi, ma ci si rialza subito. Ed era proprio Francesca Dalla Pozza dell'Atletica Vicentina la grande protagonista di questa gara, ha vinto in 20 minuti e 22, quindi ottima media, fate un po' di conti. Sulla compagna di colori Chiara Pizzolato 20,58, quindi Alice Bitz, Vittoria Atletica in 21 e 29. E con la sintesi ora andiamo nella gara juniores al maschile. 7 km da percorrere, partenza anche qui batterie da 10. Nelle prime fasi più di qualcuno si dimentica la mascherina su, poi se la toglie man mano che si corre. Sono prime gare appunto anche per queste categorie. Ricordiamo veramente che l'atletica ha subito un forte colpo con la stagione scorsa, nel 2020. Praticamente i grandi eventi non sono ripartiti, ci sono state alcune gare virtuali, un po' come è successo nel ciclismo, ma a differenza del ciclismo dove tutte le categorie sono ripartite con il protocollo, qui invece veramente le gare sono ridotte al lumicino. Un bellissimo slow motion del fango in area Fendel. Gara juniores che ha visto, andiamo un po' ad anticipare i tempi, grande protagonista Nicola Cristofori dell'Atletica Vicentina su Thomas Deste della Sindustria Sport e Thomas Serafini dell'Athletic Club Belluno. Ovviamente man mano che salgono le categorie e gli anni si saliva anche di chilometraggio e 7 km in un percorso così tosto e così duro è un po' il chilometraggio open. Eccole qua, le donne open, vale a dire settore assoluto, senior promesse con le master, 7 km da percorrere. Scarpe chiodate per queste atlete e uno sparuto gruppo di master che è voluto essere presente alla prima stagionale. Speriamo che il calendario continui. Silca Ultralight che ha tra l'altro come main goal la stagione di triathlon, anche lo scorso anno è stata l'unica società che ha assieme a uno sparuto gruppo di società venete che ha comunque cercato di recuperare alcuni degli appuntamenti che erano a calendario. E la stagione anche per quanto riguarda la Federazione Italiana Triathlon è molto nutrita quest'anno, quindi speriamo di poter commentare e mettere in onda più gare possibili. La vittoria per il settore assoluto di Rebecca Lonedo, Atletica Vicentina, 25,46. Manuela Bulf della Gordina in seconda posizione, quindi Leonora Lott in terza, in quarta Sara Savoia, in quinta Sara Trevisani, in sesta Elisa Gullo. Queste le prime 6. Subito mascherina, quindi premiazione. Tutte contente, tutte soddisfatte di aver potuto correre. E questa è la lotta per la gara Open Senior promesse sui 10 km al maschile. Qui abbiamo dei bei nomi perché abbiamo Simone Gobbo, Zanatta, Guerra, Seddic, tutti atleti che vediamo normalmente anche nelle gare corte, i 10 km barra mezza maratone. Gobbo tra l'altro anche uno specialista delle gare corte. È un bel gruppetto davanti con Zanatta, Guerra, Gobbo, Seddic, Martellato
alcuni atleti anche impegnati, anche qui ovviamente sia degli Open che qualche Master. Gara molto tirata, perché comunque ricordiamo, facendo così la partenza a batterie da 10 non si è mai sicuri che chi ti è partito dietro avendo il chip magari sta girando come te anche a piedi. Il tracciato si sta deteriorando un po' come il ciclocross, si è alzato anche un timido sole in area Fendel. Vediamo anche Rigoni, quindi ci sono anche degli atleti del triathlon presenti oggi per cominciare a scaldare i motori in vista delle prime stagionali. La stagione di duathlon e di winter triathlon partirà proprio nelle prossime settimane. Facciamo un in bocca al lupo a Giuseppe Lamastra, organizzatore dei campionati italiani di winter, e via via poi tutti gli altri. Ad Asiago ci sarà una bellissima settimana dedicata al duathlon cross e al winter triathlon nella metà di febbraio. Quindi anche la Federazione Italiana Triathlon ricomincia con tutti i protocolli anti-Covid la stagione 2021, che auspichiamo ci porterà poi all'appuntamento olimpico. I grandi protagonisti di oggi, andiamo a vedere poi anche la classifica finale. Qui si corre sui 30 minuti di gara, 10 km, che è un corso molto molto forte, un percorso durissimo, muscolare, tra l'altro salita e discesa, l'avevamo visto anche nella gara di ciclocross. Area Fender che ogni anno ospita, qualche settimana dopo questa gara, la gara appunto dedicata ai podisti. La vittoria per quanto riguarda gli uomini va a Paolo Zanatta, Treviso Atletica 32,50, quindi Massimo Guerra Tornado 32,57, Simone Gobbo Treviso Atletica 33,20, Okba Sedic Atletica San Biagio 33,48, chiude Riccardo Martellatos Industria Sport 33,51. Da Vittorio Veneto è tutto, con tutti questi belli atleti un caro saluto da Ilenia Lazzaro. Arriva anche Federico Spinazzesi. Ben rientrati amici di Scratch. Questo anno è stato un anno, il 2020, tremendo per qualche motivo e lo sappiamo oramai tutti, non voglio neanche più nominarlo nel 2021, ma le gare sono andate in onda in maniera veramente preponderante. Soprattutto il ciclocross ha fatto la voce grossa quest'anno grazie agli organizzatori che si sono messi e hanno motivato moltissimo la loro passione, creando quelle bolle per poter garantire un calendario quanto mai vicino alla realtà, e ci sono anche riusciti. A Bassano del Grappa, Villangarano, proprio nel cuore della ciclopista forse più bella e assolutamente più lunga d'Europa. Pensate, da Monaco raggiunge Venezia. Oggi c'è qualche intervallo ancora di troppo, però comunque una visione futura per il movimento lento, tra virgolette, potrebbe essere la ciclopista da far brillare gli occhi tutti gli appassionati delle due ruote. E proprio a Villangarano, patrimonio dell'UNESCO, è andata in onda la ultima tappa del trofeo Triveneto con targa bassanese, perché Adriano Zambon, volto noto e voce straordinariamente nota nelle 6 giorni di Bassano, ha organizzato questo bellissimo evento che va a chiudere un po' il panorama invernale di quest'anno. Ma attenzione, noi il 31 e poi settimana dopo il speciale dei mondiali saremo anche con Mosè Savegnago per i campionati italiani AXI. Anche questi hanno preso di nuovo vita, per fortuna, ed è sempre ringraziando quello che è stata un po' la lungimiranza della Federazione Ciclistica Italiana, che in qualche maniera si è assunta una responsabilità enorme, però oggi può cantare vittoria perché tutto è andato in onda.
La libertà è la conquista più importante della nostra vita. La sicurezza da sempre un dovere. E noi sappiamo che spostarsi da soli può essere un piacere. Tanto soli non lo siamo mai. Magari cambierai il modo di muoverti e la nostra passione potrebbe diventare anche la tua nuova abitudine. Ci siamo dovuti fermare? Forse. Usa le tue ruote. Bassano del Grappa, capitale del ciclocross, per questa, diciamo così, oramai ultima tappa del trofeo Triveneto, ma avremo anche alcune appendici. Insomma, immagini dall'alto, Bassano del Grappa, una città stupenda, poi ci trasferiremo in Villa Angarano, la vediamo, patrimonio dell'UNESCO, una location davvero impressionante. Ilenia, tutti quanti voi che avete partecipato, forse questa è una tra le location più affascinanti che abbiamo potuto raccontare in questi mesi. Una cornice bellissima, ho visto delle foto, delle immagini spettacolari, una giornata che non era uggiosa, quindi ha dato anche veramente spazio a tutti i fotografi, anche appassionati che sono venuti e hanno scattato veramente delle belle immagini. Salutiamo anche Astuni, Roberto Astuni, titolare della corte, che ha accolto tutti quanti, diciamo così, gli ospiti, tanti ciclisti, un momento in cui un po' il prodotto interno lordo, diciamo così, dà un po' di sostegno anche a queste aziende, a questi alberghi che stanno patendo moltissimo come tanti altri il coronavirus. Alcune lamentele, lo diciamo e continuiamo a dirlo, sono gare fatte in bolla e quindi da dietro le finestre, anche se non andate a dire che questo si può fare altro no, è una gara garantita, l'abbiamo detto miliardi di volte. Ormai siamo a fine stagione, quindi la vedrei anche dura. Stanco delle solite polemiche. Se ci fossero ancora delle polemiche su una stagione che è giunta praticamente al termine e che ha dato la possibilità, lo ricordiamo ancora, a veramente tutte le categorie di correre unica disciplina in Italia. A quelle donne là, quelle persone là, sai cosa dico? Che guardassero tutte le cronache, violenza nelle famiglie, quelle notizie di femminicidio, io ne ho le balle piene. Parliamo di questi ragazzi, di questi meravigliosi ragazzi. Esordienti primo, secondo anno, donne e uomini ovviamente, numeri nutritissimi perché comunque insomma siamo a un livello campionato regionale, viene assegnato il campionato regionale che quest'anno appunto per il Veneto è un po' slittato, no? E ha dato la possibilità nella stessa giornata di assegnare le maglie non solo per queste categorie di ragazzini al primo anno che solitamente avevano i campionati appunto a gennaio, ma anche per tutte le categorie. Che qui insomma abbiamo un bel lotto di partenti perché non tutte le esordienti e gli esordienti hanno chiuso praticamente la stagione a Lecce, anzi abbiamo visto anche tante ragazze da fuori, da lontanissimo, anche da Civitavecchia, dal Lazio, quindi veramente, da Torino, esatto, dal Piemonte, quindi veramente una bella corsa. Intanto Linda Sanarini, la grande protagonista dell'ultima tappa del Giro d'Italia ciclocross, Scuola Ciclismo Vo, l'abbiamo vista già davanti. Attenzione però per quanto riguarda appunto la gara degli esordienti con Deon, abbiamo visto Bonciani, abbiamo visto insomma i grandi protagonisti anche delle ultime gare che abbiamo raccontato, perché per quanto riguarda gli esordienti al primo anno dobbiamo dire insomma che hanno cominciato ufficialmente a correre praticamente dai primi di gennaio, perché quest'anno non c'erano i giovanissimi per quanto riguarda la categoria G6, appunto per questa insomma vengono catalogati come attività promozionale, quindi non sono stati inseriti nell'anno Covid. Due domande, una te la faccio subito. Cioè quella, lo scorso anno in clima normale, dopo gli italiani una lieve decrescita. Tutti mollavano. Qua invece no, i numeri altissimi. C'è voglia. La stagione
non è finita per il Triveneto, ma dobbiamo dire il 7 di febbraio ci sarà una gara a Varese, sempre della Federazione Ciclistica Italiana, si sta correndo anche in Sardegna, c'è voglia di correre quest'anno. Campionati comunque italiani di Axi che andremo a commentare, li faremo. Esatto, quindi gli enti, tra Grazie l'altro, sempre alla federazione, ricordiamo. gli enti hanno cominciato proprio in questi giorni a riorganizzare le gare, ragion per cui insomma c'è voglia, e probabilmente quest'anno sarà il primo anno dove abbiamo il cross proprio come in Belgio fino a metà febbraio, quindi ben venga, perché gli atleti hanno ancora tanta voglia di correre. Si è corso un poco quest'anno, si è corso la metà degli altri anni, e quindi ci sta insomma anche sfruttare tutte le gare a Si è disposizione. scritta una pagina che comunque farà tendenza nei prossimi anni, io di questo ne sono più che convinto. Adesso vediamo tra poco anche gli arrivi. Prima hai commentato Fitri con le corse, no? Anche queste, grazie alla prossimità, questa idea che hanno lanciato la Federazione Ciclistica Italiana, che ha consentito comunque di aprire poi ad altri sport. Sì, perché comunque il triathlon ha preso da esempio la stessa atletica, e quindi si è potuto cominciare, anche se l'atletica veramente è il primo evento grande, è quello che abbiamo commentato a Vittorio Veneto in area Fender. Non c'è stato un granché dal punto di vista dell'atletica, che sembra un po' un paradosso perché comunque è sempre all'aria aperta, però diciamo che forse per gli sport di massa bisognerà attendere ancora un pochino. Intanto vediamo la vittoria di Luca Vaccher per quanto riguarda gli esordienti al secondo anno su Riccardo Darios, Alex Fratti, Tommaso Carli, Enrico Zigliati. Stanno arrivando un po' tutti quanti, e un arrivo anche un po' concitato per quanto riguarda gli esordienti al secondo anno. Per quanto riguarda invece gli esordienti al primo anno, la vittoria va ad Andrea Bonciani, lo vediamo, eccolo qua, su Andrea Tarallo, Pietro Deon, Leonardo Zanandrea, Paolo Marangon, segue Favaro, Giacomel, Colombo e Zerbinati. Lotta tra le donne con Elisa Bianchi su Giorgia Pellizzotti in volata su Sara Riccio, quindi Matilde Maisto. Vittoria invece di Linda Sanarini per l'esordiente al secondo anno su Martina Montagnier, Sofia Cabri, Giada Silo e Nadia Casasola. Ringrazio Gianni e Alessandra per queste bellissime immagini. Oggi un'organizzazione veramente importante. Devo ringraziare anche Adriano Zambon della OES che ha organizzato questa bella gara. È chiaro che non è tutto perfetto, è tutto perfettibile, ma è tutto migliorabile, però dai. certo che ha dato una bella zampata. Io sono anche un po' contento, anche perché si ospitava a Bassano del Grappa. Location bellissima, spero il percorso degno di una gara comunque che assegnava un titolo. Il meteo poi l'ha fatta da padrone, e mettendo un po' a posto alcune cose, secondo me il prossimo anno spero si ripeta assolutamente. Intanto andiamo con gli allievi, con il campione d'Italia Ettore Pra, allievi primo, allievi secondo anno, donne allievi, anche qui gara veramente molto molto partecipata. E tanti corridori, abbiamo detto, una bella tendenza questa, la voglia di sport è necessaria, non è una dolce oppure una regalia da parte del governo, degli enti. Lo sport in questo momento è necessario perché sta veramente facendo da diga con tanti problemi a partire dalle scuole. Lasciatemi dire anche una cosa, è una valvola di sfogo per questi ragazzi che sono già in età di DAD e che sono stati tutto l'inverno chiusi davanti a un computer, quindi il fatto di avere come l'obiettivo della domenica della corsa e la possibilità di allenarsi fuori è stato veramente un passo avanti, non solo dal punto di vista sportivo ma dal punto di vista umano. Io non mi capacito, lo so, Nicola, anch'io non mi capacito quando sento le critiche, perché invece potrebbero essere i miei figli questi. Io dico, spero che mia figlia riprenda a fare sport, perché ad esempio mia figlia fa uno sport di squadra ed è tutto bloccato. Qui c'è stata la possibilità, quindi se possiamo togliergli 2 ore dal computer e da dentro in casa, ben venga, anche perché appunto, ripetiamo, hanno fatto tutto l'inverno, è stato un inverno difficilissimo, brutto tempo. Io li vedo ancora tutti qua e li vedo in ottima forma. Andiamo con la cronaca. Ettore Pra, Mares, Zanolini, Settin per quanto riguarda gli allievi al secondo anno, allievi al primo anno Viezzi, Ghiarioni, De Longo, Sacchette, Montagnier, donne allieve Auer, Tarallo, Baima, Venturelli, Bulegato, Perusina, sono queste le ragazze con tante maglie tricolori, appunto. Non sono dome questi atleti e queste atlete, perché insomma dopo Lecce sono ancora qui, e per qualcuno che passerà al
juniores il prossimo anno, e anche la possibilità di sfoggiare ancora le maglie. Quindi ben venga un calendario, prendiamo ad esempio quello che è successo quest'anno, portiamo come all'estero il calendario fino alla metà di febbraio almeno, perché diamo la possibilità anche a quelli che passano di categoria di avere la soddisfazione non di fare una gara in maglia tricolore, ma di farne più di qualcuna, insomma. Eh sì, un po' croce e delizia. Siccome non sei in studio, la domanda mi corre: come hai preso la notizia che Dumoulin abbandona dal giorno alla notte? È stata una bella botta Bella per il botta. ciclismo. Io spero appunto che sia una soluzione risolvibile, però è anche un po' lo specchio dello stress che hanno questi atleti, e soprattutto del fatto che molto spesso fanno vedere il bello di questo sport e non fanno vedere tutto quello che c'è dietro, cioè il grande stress a cui sono sottoposti. Quindi veramente l'in bocca al lupo ad un grandissimo campione. Non è una partita di calcio fare il ciclista, non Assolutamente è una partita di no. calcio. Intanto vediamo via come un caccia Ettore Pra, dietro insegue Elia Mares. Anche la stagione di Ettore Pra penso sia stata una delle stagioni più belle per questo ragazzo, che praticamente si sta riconfermando ad ogni passaggio di categoria, quindi sarà anche interessante andare a vedere quello che succederà poi il prossimo anno, che passerà appunto juniores nel ciclocross. Qualche scivolata e una bella lotta tra Stefano Viezzi, Giacomo Ghiarioni, Lorenzo De Longhi. Qui le donne con Sara Tarallo, Anna Auer e Anita Baima. Una bella lotta anche per quanto riguarda le donne allieve. È un fango che è veramente difficile da affrontare. Ricordiamo che qua è un percorso tra i vitigni, perché questa è la Villa Angarano, producono un ottimo vino, per cui bisogna anche dirlo, visto che ci hanno ospitati. La vittoria di Ettore Pra per quanto riguarda gli allievi al secondo anno, eccolo qui sorridentissimo Ettore Pra. Ellas Monteforte in seconda posizione, arriva Elia Mares, quindi Alan Zanolini, Mattia Settini in quarta, Alessandro Mario Dante in quinta, quindi in sesta Alessandro Bonalda, che altro non è che il figlio di Bonalda, che poi corre nei master, tanto per dire. Vittoria tra i primi anni di Stefano Viezzi di P66, Giacomo Ghiarioni in seconda posizione, in terza Lorenzo De Longhi, quindi Sacchette, Montagnier. Attendiamo le donne allieve. Tanto vediamo appunto anche la contentezza di chi ha vinto poi il campionato veneto. Donne allieve con la vittoria in volata di Anna Auer su Sara Tarallo, Anita Baima in terza posizione, in quarta Federica Venturelli, quindi Alice Bulegato, quindi due maglie tricolori in terza e quarta posizione. Le consegne della maglia di campione regionale veneto con il presidente Sandro Checchin. Vediamo poi anche una maglia apposita tra l'altro al vincitore, quindi insomma anche una cosa un po' carina, un po' diversa dal solito, questo podio donne allieve. Ricordo anche l'assessore allo sport della città di Bassano, Mariano Scotton, che era presente. Insomma è bello anche vedere la vicinanza dell'amministrazione comunale. Adesso mi pare che partino i master. Altra domanda prima che partano i master. Sì. Abbiamo visto la Coppa del Mondo in questo fiume, in questo lago di fango, ma io non posso pensare non che è la sia Coppa voluta. del Mondo, tu parli della Polonia. Sì, Polonia, sì, non campionato era nazionale polacco. Sì, non voglio pensare che l'abbiano fatto apposta, ma cosa no, successo? è un po' successo come penso è successo quella volta a Scorzè, Tantissimi anni fa, quell'anno vero. storico, dove ci sono delle foto spettacolari di gente che ha tutta la testa dentro il fango, si vedono solo i piedi. Era Filippo Zana, se ti ricordi, quella foto. Succede, però resterà la storia. Io dico sempre questo e penso si sono divertiti tutti. Io mi sarei divertita da morire. Bene. Partono fascia 1, fascia 2, fascia 3. Anche qua bello il fatto che finalmente qualcuno ci sta ascoltando. Gli amatori tutti insieme, le donne però con le donne elite, anche perché così almeno c'è anche una gara un po' diversa, insomma. C'è un po' di sensibilità, ecco. Esattamente. Magari una proposta per i prossimi anni, perché comunque insomma non sarebbe male anche come gestione dei numeri. L'abbiamo detto anche perché c'è meno traffico con gli uomini, onestamente ci sono tanti amatori. Sì, adesso i numeri stanno comunque crescendo. Qui erano presenti anche tanti atleti dell'Axi, perché comunque Mauro Tursi è già davanti, lo vediamo con Zoppas dal Grande, Stefani. Molti atleti dell'Axi hanno comunque usato le gare FCI per prepararsi al campionato nazionale, perché se uno non faceva le gare FCI comunque arrivava al campionato dell'Axi senza aver fatto neanche una gara sulle gambe. Terreno Beppo adatto Grande, proprio a Beppo, è questo. E beh. anche Mariuzzo oggi non lo vediamo. Non c'è ancora, non è ancora tornato. Beppo dal Grande lo vediamo, insomma,
grande anche Grinta. Beppo comunque è uno che riesce a guidare molto molto bene in queste condizioni, quindi da grande Fabris, Feltre, Schiro, Rec per quanto riguarda la fascia 3. Fascia 1 Lavarda, lo vediamo che è partito molto molto bene, dietro ad inseguire una delle maglie tricolori, il giovanissimo Nicolò Ferrazzo, è tornato anche lui quest'anno dopo un periodo di stop. Lui è un ex agonista che è tornato appunto quest'anno a gareggiare con i E master. lo apprezzo questo, perché non ha velleità per essere nel Gotha, ma si vuole divertire. Quindi Cancherini e Mazzucchelli, quindi guarda. Allora, posso dire una cosa, perché sono stufa di vedere i podi. Se arrivano 3 maglie tricolori, sono 3 categorie diverse, hanno 20 anni di differenza l'un con l'altro, ragion per cui la maglia ci sta. Non è che non ci sta, non è che hanno un anno di differenza, perché Cioè, Cancherini è che sotto ti dei incacchi 30 con anni. me, lo so. No, è che sono stufa di vedere le polemiche quando ci sono, anche perché tutti hanno pagato 15 euro e hanno lo stesso diritto di tutti gli altri di essere lì. Anche Anzi. perché forse, non voglio fare i conti, però con 100 e passa amatori per 15 euro facciamoci 2 conti, pagano Io da organizzatore ti dico pagano sostegno. anche l'ambulanza per tutte le altre categorie, esatto. e non parlo più. Andiamo ancora con Diego Lavarda, che oggi è partito fortissimo. Sei antipaticissimo comunque oggi. Lo so che sono antipatica, ma ci vuole ogni tanto. Nicolò Ferrazzo subito dietro. Quindi vediamo Matteo Cancherini. Questo è per quanto riguarda gli amatori della fascia 1, che ricordo, fascia 1 sono quasi 30 anni tra uno e l'altro. Quindi Thomas Felice, Marco Del Missier. E ora cominceremo anche a vedere poi gli atleti per quanto riguarda la fascia 2, con Nicoletti, con Remo Bardelli, Davide Montanari, Nicola Loda, Perin e questo Beppone dal Grande. Mi pare davanti Mares, se non sbaglio. No, è Fabris. Fabris, ecco. Bella lotta anche qua. Tanto vedi come si schivano le piante Argesi. Vabbè, ma deve portare gli occhiali questo signore qua, Insomma, deve portare gli occhiali. Nicola Loda è un ex professionista. Ho non è capito che è Loda, l'ultimo ma arrivato. se non ci vede... Ma no, perché tu vai a cercare i tratti più puliti dal fango. Una ma tramvata. anch'io ne ho presa 2 o 3 volte appunto. le cose. Vabbè, bello, ci stanno, ci sta, insomma, mamma dai. mia, Anche qui una bella lotta oggi, perché comunque il livello è alto, ci sono tutti i migliori Il che ci sono in percorso chi l'ha Italia. disegnato? Per me è ancora un arcano. Secondo me Grego. Grego, vero? Perché Sì, comunque sì. è da ciclocrossista questo. È un percorso questo molto percorso. bello, tra l'altro, dove bisognava spingere. Fosse stata una gara asciutta, sarebbe stata comunque una gara difficile, perché era una gara tirata fino all'ultimo. Siamo in pianura, quindi non è che possiamo pretendere di avere chissà cosa. Però comunque è stata dura, è stata veramente dura, perché il fango qua è stata una cosa... Prova a pensare a un campione italiano con Guarda che bel qualche trenino, Sargenti, sì. esatto, un bel trenino con appunto i grandi protagonisti poi di questa stagione, perché sono tutti atleti che hanno vinto e stravinto quest'anno. Diego Lavarda, che oggi corre vicino a casa e che sente vicino anche la maglia di campionato regionale veneto, e dietro la vedi la difficoltà nell'affrontare queste vigne che sembravano infinite, veramente infinite, un fango colloso. Bisognava saper guidare e soprattutto bisognava saper cambiare quando era ora, perché sono partiti tantissimi Sì. cambi. E ricordiamo ai contadini che sanno, è un dolce massaggio ai piedi del vitigni il passaggio delle biciclette, non fa per niente male alla terra, anzi. E guarda qua, Beppone dal Grande che sta andando a prendere i giovani, Pensavo attenzione. mi dicessi che era una bella frase quasi poetica. No, io guardo la corsa Argesi. Vabbè, io sono anche un po' più Beppone sensibile. dal Grande, che alla sua età, non andiamo a dire che età perché per me è sempre un giovincello, ma una grandissima classe. Comunque Fabris è lì, attenzione, perché comunque Fabris è lì. Tanto Ha preso per anche dire, il Fagiano, certo, ma tanto per dire, questo Fagiano è Beppone Pinazzoli, sì, per chi sì, magari non lo sa, è stato commentato tanti anni dal mitico De Zan, De Zan, ricordiamocelo, Beppo sì. da Grande. Qua abbiamo Giuseppina anche. Abbiamo Fabris, abbiamo Perin Sì. e via via tutti gli altri. Sono un po' mescolati adesso, perché ovviamente. Intanto andiamo a vedere il finale con Samuel Mazzucchelli, che è riuscito a staccare nel finale Matteo Cancherini, comunque di stacchi molto molto corti. Gara tiratissima. In terza posizione Nicolò Ferrazzo, quindi Diego Lavarda in quarta. Eccolo, vediamo Diego Lavarda, un po' tapirato, però ha fatto un'ottima corsa a mio Insomma, è avviso. sempre lì, Marco De Mistieri in quinta, Thomas Felice in sesta, quindi Gianluca Girardin, Pellizzon, Moreno Pellizzone, via via tutti gli altri. Che Fascia già la 2, seconda volta, Stefano Nicoletti su Remo Bardelli, Davide Montanari, Fabio Perin
Alessio Girelli, Paolo Perini e Nicola Loda. Fascia 3, grande dominio di Giuseppe Dal Grande su Gabriele Fabris, Michele Feltre, Sant'Eschiro, Lucio Rec, Alessio Olivi e Mauro Tursi. Zoppas sarà per la prossima. Eh sì, si è ritirato Zoppas, non so se ha avuto qualche problema anche tecnico. E questi sono i podi. Sono i podi, guarda che bel telaio che hanno vinto i Master. Beh, insomma, Bassano si distingue, ricordiamo. Una bella premiazione per i primi 15 di sì. tutte le categorie, quindi veramente Parte delle piste con le grandi 6 giorni, ricordato, tu eri troppo giovane. Però hai fatto qualcosa al velodromo. Ho fatto sì, ho fatto... Gli italiani nel 2007. Ho fatto sì. E tutte le maglie ai campionati regionali. Però ho visto Zoppas, quindi non si è ritirato, deve essere arrivato un po' dietro. E adesso andiamo con gli juniores. Vediamo juniores, donne tutte, quindi donne junior, donne elite, donne under 23 e donne master. Benissimo. Quindi, tanto per dire, un saluto va alla Nicoletta Bresciani che ha fatto tanta strada. In ultima partirai tu con tutte quante le master, anche la figlia del mitico Zontone, voglio nominarlo perché è un po' che non lo vedo, ma mi piace ricordarvi tutti, e anche tu Ilenia Lazzaro insieme alla tua combricola di master, che vi dovrete dare mazzate sui denti, perché oggi è un percorso che un po' mi sembra simile, se scusami il paragone, a quello di Lecce. Tanta pianura, però diciamo, sì. Possiamo accoppiarlo con quello, e chissà che oggi non ci siano le sorprese tra virgolette di Lecce, ma comunque non confondiamoci, è un percorso sì tanto piano, però è anche tanto esigente. Duro, bisognava cambiare ogni mezzo giro, perché comunque man mano che vanno avanti le gare, adesso vediamo le donne junior, man mano che vanno avanti le gare ovviamente il terreno cambia e diventava sempre più duro. E un bel numero di partenti anche qui, segno appunto che forse ci voleva ancora qualche altra gara. Sono smesse le polemiche, partivano in due. Bello tu i partenti con le master. Beh, ma se continui a fare le gare è normale che poi la gente Sai arriva, cosa? Come se continui a fare la trasmissione eredi di tante gare. Noi mai come quest'anno abbiamo avuto gare. Noi abbiamo avuto gare tutto l'anno praticamente, da quando si è ripreso a maggio in poi, quindi noi non possiamo lamentarci. Per cui voglio dire, è la presenza che dà la costanza, Ilenia. È ovvio. Se noi quest'anno avessimo abdicato, come tanti purtroppo altri sport, il ciclismo avrebbe pagato un prezzo altissimo, più di tutti gli altri sport. Sì. Di questo ne sono convinto. Intanto Gariboldi, Bulleri, Casasola, Borello e via tutte le altre. Asia Zontone, Marta Zanga, Giorgia Marchette. Ricordiamo la Marchette, lo ricordo, ha vinto una tappa di Coppa del Mondo da Under 23 battendo l'Alvarado qualche mese fa in mountain bike. E qua battendo l'Alvarado, spiega, perché non è l'Alvarado, attuale campionessa mondiale di ciclocross, nonché medaglia d'argento volante, ai campionati del mondo di mountain bike, tutte le categorie. Sai appunto, che io tifo per questa qua più. Lo so che tifi sempre per l'Ania. Più che per te. Va bene, non importa, così. Va bene lo stesso. Va bene. Non c'è competizione. Vediamo appunto tutta la fila, questi vigneti molto molto belli. Poi c'era la parte, l'avete visto anche nelle altre gare, che entrava all'interno del boschetto della villa. Posso farti un'altra domanda? No, perché la gente vuole la cronaca, non vuole il resto. Io voglio sapere delle cose. Tagliapietra, Barazzuol, Perin, Cancedda, Solenne, non gliene interessa niente delle tue domande, Argesi, alla gente, vuole la cronaca. Però una domanda te la devo fare. Dopo me la fai. Intanto vediamo appunto il duo di testa con Enrico Barazzuol e Edoardo Tagliapietra, che quando c'è il fango è un ragazzino che comunque va sempre molto bene. Posso fargli la domanda Vai. adesso? Allora, è più bello per gli atleti un percorso ricco di belle cose da vedere, e lo dico anche in virtù della strada. Sai, oramai vanno di moda sti circuiti esasperati che a me piacciono sempre meno, dove l'esasperazione si acuisce. Oppure un percorso buttato là. Anche per voi che gareggiate, l'occhio ce l'avete. Guarda, io ti parlo dal punto di vista marketing, ormai 3/4 degli atleti hanno delle squadre e hanno degli sponsor che pretendono la visibilità. Quando tu hai un percorso così, hai delle foto fighe, hai delle immagini fighe e vendi anche quelle. Si può dire sì. E vendi anche quelle, perché comunque tutte le squadre, ho visto da ieri sera, continuano a postare fotografie e cose, perché comunque c'erano veramente delle inquadrature. Allora, molto, vedi che belle. la domanda era pertinente. Andiamo con la gara donne. Rebecca Gariboldi abbiamo vista già davanti per quanto riguarda le donne open.
donne juniores, Lisa Canciani, Costantini, Fontana, Viezzi, Pappo, se la giocano in tanti. Donne master c'è una sorpresa perché oggi sono davanti. Ah, sei Però davanti? attenzione perché Linda Fischnaller è lì. Linda E qua lo vedi, Spindaller. com'è la Sì, differenza. Oltretutto, adesso per nota di cronaca, hai spaccato il cambio in partenza e ringraziamo Pontoni Sì, bisogna che ti ha ringraziarlo, dato sì. comunque una bicicletta, non Sì. era la tua, credo le difficoltà che hai dovuto comunque... Non era facile perché io Però sono piuttosto una che andare a piedi, piuttosto di non correre, anche perché con una bici si faceva veramente fatica. esatto. Però è stato veramente grazie a Daniele Pontoni, in bocca al lupo, perché insomma è ufficiale l'assegnazione del campionato italiano alla questa è una DP66 bella a Variano, notizia, quindi il va prossimo anno tutti a Variano, così finalmente nessuno si lamenterà dei percorsi, perché Oggi poi la mia Milano- povera Ania non sta andando come volevo. oggi Ania era emozionata perché t'ha visto. Non mi ha Argesi. visto perché non c'ero. Ecco, Ero niente, a casa io. Male. Male. La lotta tra Tagliapietra ed Enrico Barazzuole per quanto riguarda gli juniores, ad inseguire Perin, Cancedda e Solenne, il trio della sorgente Pradipozzo. Gran peccato quest'anno non ci sia il mondiale per quanto riguarda gli juniores, perché veramente potevamo fare molto molto bene sia tra gli uomini che tra le donne. Ma ragazzi, Sono portate d'accordo. pazienza, finirà Ma anche questo momento. quest'anno proprio vero è. Quest'anno potevamo puntare Quest'anno in potevamo alto. vincere il mondiale, io sono convinta di questa cosa, anche perché l'Italia è l'unico vabbè, ma non c'è, stato certo. che ha fatto correre gli atleti, perché ricordiamo che fanno tutti i fighi, ma in Belgio non corrono da mesi gli junior. Oggi sono un po' No, sei proprio tacchente. tacchente. Sei Sì. tacchente. Diciamo che sei... Sono emozionata, Argesi, perché dobbiamo partire, ho il terrore del tampone, quindi spero di riuscire a partire per il Belgio. Vabbè, oramai siete tutti Brian tamponati, Olivo, dai. eccolo qua, Brian Olivo in maglia tricolore. E bella questa pedalata appunto di Edoardo Tagliapietra, che sente la vittoria, vuole la vittoria oggi, ma non molla. Enrico Barazzuolo è un atleta molto tenace, l'abbiamo visto in più occasioni giocarsela lì davanti. Però anche qui, per quanto riguarda gli junior, già un buon distacco per Edoardo Tagliapietra, quindi a gara juniores, che ha visto appunto l'atleta della Work Service insomma nettamente più avanti in questo tipo di percorsi rispetto agli altri contendenti. Certo Quindi che sì. Perin, Cancedda e Solenne, Brian Olivo con Tommaso Tabotta. Questi sono appunto i primi 6/7 per quanto riguarda gli juniores. Eccola qua, ha fatto il vuoto anche lei, Rebecca Gariboldi. Grande il margine, a più di 2 minuti di vantaggio su Bene, anche la Casasola si sta su riprendendo. Casasola, che si gioca il secondo posto con Alessia Bulleri. Quindi per quanto riguarda il podio, secondo e terzo posto sono veramente ancora da giocare a quando manca un giro alla conclusione, mentre grande prova e veramente un'ottima condizione di forma per quanto riguarda Rebecca Gariboldi. Qui abbiamo un terzetto con Marchetta, Zontone e Zanga per quanto riguarda quarta, quinta e sesta posizione. Rebi che va via veramente con un filo di gas in questo tipo di percorso, che quando c'è il fango di solito Rebecca insomma va molto bene. Lei di solito, ma vedi come tutti vanno a cercare. Sì, no, perché proprio... non ero là, se no io l'avrei tagliata quella pianta, mi dispiace. Ma non si può L'avrei- tagliare le Ma no, piante. un po' di potatura. Vediamo dai. se io l'ho presa con la testa la pianta. Sicuro che sì. No, tu sei No, più circospetta. Ecco, no, l'ho presa anch'io. E vabbè, anche la lotta, bella lotta anche qui. Poi è un ramo, mica voglio disboscare. Sì, non è che vogliamo poi, tagliare gli alberi, Argesi, poi ti dicono. Giulia Già Ballestri, Ania Bocchini. mi hai dato il boscaiolo, no? Anche la Ania che passa anche lei per la pianta, Tamara Fabian e via via tutte le altre master oggi presenti. Mentre eccolo qua Edoardo Tagliapietra, lui non ha bisogno di andare sulla pianta perché comunque oggi ha un buon margine di vantaggio nei confronti di Enrico Si è Barazzuolo. riscattato Sì. dalle scorse settimane, devo dire Poi la ovviamente c'è anche la maglia di campionato Veneto, che per le società venete comunque è una maglia Conta. prestigiosa, ragion per cui insomma Quindi ringraziamo ancora Adriano Zambon che ha preso per i capelli questa gara. sì, e ha se no potuto non si dare sarebbe dignità, assegnato il campionato regionale Veneto sì, che... tanti complimenti, certo. Eccola qua Rebecca Gariboldi nettamente al comando e speriamo di vederla magari in azzurro la prossima settimana. Alessia Bulleri per quanto riguarda la seconda posizione ha staccato Sara Casasola, quindi va a definirsi anche il podio per quanto riguarda le donne open. Ricordiamo invece per quanto riguarda le donne junior Lisa Canciani con la Costantini Certo. e
Beatrice Ho Fontana. apprezzato molto il tuo discorso sulla Vos, che sembrano vecchie e decrepite, ma hanno 30 anni, come la Bulleri, come la Sono Bresciani. tutte giovanissime. Sono giovanissime, ma sono anni che praticano. E quindi è chiaro che dopo 15 anni dici, ma chissà quanti anni hanno. Sai, poi Invece- la Voss ha vinto tantissimo già da Elite primo anno, cioè ha vinto un mondiale al secondo certo, anno. e quindi è sempre Quindi nominata. ovviamente sembra vecchia ma non lo è. Infatti, ma io quando sento nelle cronache, ma sai vecchia, ma dove? Ma è una ragazzina ancora. Vabbè. Intanto la vittoria, eccola qua, di Edoardo Tagliapietra, che vince nettamente, l'abbiamo detto, su Enrico Barazzuol e Fabrizio Perin, quindi Eros Cancedda, Gioele Solenne e Tommaso Tabotta. Questi sono i primi 6. Brian Olivo in settima posizione con la sua bella maglia tricolore. Ha onorato, perché lui non avrebbe neanche più la motivazione, però sì. sta onorando perché è un personaggio, questo è giusto, va Assolutamente sì. riconosciuto. Assolutamente Quindi, sì. bravo Brian, perché ti stai dimostrando una persona matura e appassionata. La vittoria di Rebecca Gariboldi, anzi il dominio dovrei dire di Rebecca Gariboldi, 2 minuti e 07 C'ha un fisico eccezionale. su Alessia Bulleri, grande condizione anche per Rebecca, su Alessia Bulleri in seconda posizione, quindi Sara Casasola in terza, Giorgia Marchetti in quarta, Asia Zontone in quinta. Attendiamo anche le donne junior. Andiamo ad arrivare poi tutte le ragazze. Donne junior, la vittoria di Lisa Canciani, l'avevamo già vista sul podio dell'italiano, su Romina Costantini, quindi una lotta in casa di P66, Beatrice Fontana, Elisa Viezzi e Alice Papo. Ti lascio commentare questo arrivo, Nicola. Ma io cosa vuoi che commenti? Tanto faccio il tifo sempre per quella che arriva seconda, non so come mai. Comunque E la neanche Fischlanner oggi. ha qualche anno in meno di te, t'ha 20. fregato negli ultimi momenti, penso che tu sia un po' attapirata. No, 20 anni, potrebbe essere mia figlia, quindi sono... Ma non è tua figlia, quindi ti rode, dai, non sta a dire che non ti rode. Un secondo, cosa vuoi? Va bene. Poi in terza posizione Giulia Ballestri, quindi Ania Bocchini, Che Tamara ha perso Fabiani, immeritatamente Anne Bocchini, meritava molto Sabrina di più. Masin. Beh, Nicola, Meritava cavolo, molto di almeno stavolta la mia soddisfazione, 3 minuti e 34. E ha avuto un incidente, sicuramente ha avuto qualche Almeno problema. una volta. Non mi dà Ania, mai soddisfazione. tutta la mia Argesi. solidarietà. Sicuramente Invece di c'era- dire brava Ilenia, sta povera vecchia che continua a essere Beh, lì. devo dire, Gallina Vecchia fa buon brodo, dai, Grazie spiacevole, Argesi, dai. eccolo qua tutti i podi. Benissimo. E anche qui le vestizioni delle maglie partono gli Sei campionessa Open. regionale tu? Sì. Che hai vestito Chechin? Sì. Che soddisfazione. Hai perso le elezioni per il presidente Tileste. E ho la maglia del Veneto. È una bella metafora, mi piace. Però sotto c'è sempre quella dell'Italia. Qua Argesi, te lo partono i ricordo. grandi, lo so Vai. che qua partono i tosti. E i tosti se ne accorgono le orecchie, cara Ilenia. Perché quando sei sulla partenza e partono i professionisti, tu senti il vento, non che ti accarezza, ma che ti schiaffeggia il volto. Eh sì, anche perché non c'è il pubblico, quindi l'unica cosa che può fare è la velocità con cui affrontano. Sì, ma Intanto pure un po' partito di poeticità, fortissimo, dimmi che sono anche carino. Ma Pederiva, ma alla gente non gli interessa la cronaca, È soltanto Argesi. quello che dici tu, vabbè, dai. Prossimo anno sai cosa faremo, Argesi? Faremo un concorso, ogni settimana viene a commentare qualche leone da tastiera. Sarebbe mica Così male. li mettiamo davanti a un teleschermo che parlino. Sono d'accordo. Bene, qua tutti gli Open, quindi Elite e Under 23, Pederiva è partito molto forte, Nicolas Samparisi, anche qui ci sono gli atleti che sono un po' sorvegliati dal CT Fausto Scotti in vista dei campionati del mondo, Cristian Cominelli, Sei un po' emozionata per la trasferta, ne un po' parliamo sì, un po'. Pippo Fontana, sono un po' emozionata sì, anche per la trasferta. Speciale dovrebbe essere garantito, fermo restando che c'è un protocollo ferreo. Non ferreo, di più quest'anno e quindi speriamo di riuscire a quando io potrò dire quando torno ho fatto. Mamma Prima non mia, dico mamma niente mia, perché veramente complimenti. ragazzi nella situazione Posso molto ringraziare difficile. una persona, non so se tu puoi farlo per me, ma io veramente ringrazio le persone sensibili che addirittura hanno detto vogliamo partecipare con un contributo. Grazie, il contributo ve lo do io di onore e il ringraziamento mio è perché una persona così mi dà il coraggio di continuare, perché fin quando ci sarà una persona che ragiona con la testa e col cuore, questa persona avrà da me 6 volte tanto quello che mi ha proposto. Quindi non so se tu vuoi dire il nome. Certo, Alessia Dalla Valle a Ecco, quadro. Questa casa è casa tua e ti posso garantire che hai fatto qualcosa, un gesto veramente di grande sensibilità. Siamo rimasti molto colpiti da questo gesto perché non ce l'aspettavamo. Esatto. Intanto appunto la vediamo la gara con Cominelli, Pippo Fontana e Samparisi.
Un saluto anche a tutta la famiglia Samparisi che è a casa. Sì. L'unico superstite è Nicolas, quindi forza Nicolas. Ricorderò sempre quella cena fatta in questa bottega con quegli occhiali con su scritto Love. Andrò a prendere quella fotografia da qualche parte. Mi sono divertito veramente tantissimo. Sì. Ragazzi eccezionali. Vediamo una bella lotta, un under e 2 elite dietro Daniele Braidot, quindi Samuele Leone e Marco Pavan, altri 2 under 23 molto interessanti, quindi una bella lotta anche per quanto riguarda gli under. Pippo Fontana con la sua bella maglia tricolore, l'hanno preso un po' in giro Pippo perché old style, qualcuno ha detto mi sembri Renato Longo. Però è bello il body di Pippo, così pulito, così. Ma sì, ma guarda, a me la gente che fa giudizi, tenetevi per voi, perché non è che possiamo anche farne a meno. Prima di entrare nelle fasi veramente più emozionanti, più calde e più competitive, voglio dire, cosa ci porterai secondo te con Christian Bond a questo mondiale? Un mondiale pathos ce n'è poco perché non c'è pubblico. Forse dal silenzio impareremo ad osservare meglio gli atleti. Intanto sì. C'è stato un piccolo errore di Samparisi e ha preso qualche metro Filippo Fontana, ma subito Nicolas torna sotto. Forse è l'anno dove riusciremo a carpire di più le emozioni essere più degli contemplativi. atleti. Ricordiamo che tu adesso smetti, fai la valigetta e domani parti con l'avion. Te e Christian Bond, auguri da parte mia, perché quello che state facendo è tanta roba. 2 parole anche su Cipriano Gottardi, che anche nell'anno del Covid è sempre venuto a correre, quindi grande Oggi Cipri. come non mai un esempio sugli esempi. La grande resilienza, Martino Fruet e Fabio Zampese, anche Martino quest'anno veramente sempre con una grande grinta, sempre lì davanti, come grande grinta quella di Nicolas Samparisi che ha staccato Filippo Fontana. Sta tornando sotto Daniele Braidot con Christian Cominelli, quindi una bella lotta anche per quanto riguarda le posizioni di rincalzo dietro a Nicolas Samparisi. È dedicato alla signora, che quello non è pubblico ma sono tutti accompagnatori. La bolla dei corridori sono 500, tutti tamponati, tutti quanti con tanto di certificato. Le polemiche stanno a zero. Smettete di spiare da dietro le finestre e cercate con il coraggio di dare un contributo a quest'Italia che senza di voi starebbe pure meglio. Tanto vediamo appunto le 2 alternative in questo filone di vigne. Intanto Tina Ruggeri, hai visto? Con Virgilio, con salutiamo. Virgilio, ti abbiamo salutato per l'olio. Sì. Vediamo ancora Samparisi, continua a spingere in questo tratto difficilissimo, il terreno è diventato veramente una colla. Bisogna avere tanti watt, saper guidare molto bene, lotta apertissima tra Cominelli, Fontana, certo. Dietro. Ilenia, posso dire l'ultima cosa? Dillo. Commento live, perché noi non abbiamo neanche guardato le immagini perché le ha montate Gianni, quindi... Sì, noi non facciamo mai, non guardiamo mai le immagini prima, Argini. Noi che andiamo con numerini, torni indietro, come si faceva una volta alle altre. Secondo te ho bisogno? Sono abituata a commentare in diretta. Vabbè, ho capito, sei proprio una rompiballe. Cioè, antipaticissima, vabbè dai, finiscitela tu. Samuele Leone, lo vediamo. Siamo tutti in più. Samuele Leone, quindi ancora Nicolas Samparisi. Bellissime anche queste immagini con Piccini che lascia passare il suo atleta, l'ha visto nascere praticamente Pippo Fontana. E questo è Pavan, anche Pavan sta facendo un'ottima corsa, in 8ª posizione assoluta. Vai, tallonato Martino. da Martino Fruet, quindi Simone Pederiva che sta andando molto forte nell'ultimo mese. Anche lui è un altro che aveva perso una fetta di stagione perché ha preso il Covid con tutta la sua famiglia. Insomma, quest'anno è stato un anno un po' particolare. L'abbiamo visto. Tante storie potremmo raccontare. Ci sono tantissime storie. Però c'è anche tanta voglia di riscatto. Il fatto che siano ancora qui veramente a spingere, magari con un sogno che è quello del mondiale, lascia veramente. Parla da solo. E intanto veramente il dominio di Nicolas Samparisi, bellissimo questo passaggio sulla strada davanti a Vilangarano, la villa di Hemingway. E non solo, perché Hemingway poi andava vicino al Brenta, si è ispirato parecchio con Asolo, una zona veramente preziosa. La vittoria di Nicolas Samparisi, KTM Brenta Brakes Damas LSMP, praticamente a casa degli sponsor ha vinto Nicolas Samparisi, seconda posizione Christian Cominelli. Quindi Filippo Fontana, che sarà anche il primo degli Under 23, ricordiamo questa gara Open, quindi classifica unica. Daniele Braidot in 4ª posizione,
Samuele Leone in quinta ed è il secondo degli under, quindi segue Pederiva, terzo degli under, Fruet, Pavan, Adaos, Alvarez e Zampese. E questo è il podio. Grazie Ilenia, buon viaggio, buon tutto, portaci tanta roba. E quindi da Bassano del Grappa, nel cuore della Destra Brenta, dove c'è la pista ciclabile più lunga d'Europa, da Monaco a Venezia, ti ringrazio e buon viaggio, cara Ilenia. A voi. Dicono che la tecnologia abbia raggiunto il suo limite, finché qualcuno non supera quel limite. Dicono che un buon prodotto non debba essere cambiato, finché qualcuno non ne crea uno migliore. Next Generation Control. RAM Device. Ben rientrati amici di Scratch, bellissima questa di Bassano del Grappa. Insomma, sono molto contento, ha chiuso veramente con il bello è sempre qualcosa da ammirare e soprattutto ci ritempra l'anima. Sul bello ci condividiamo in maniera migliore, sul bello siamo anche tutti migliori e quindi bella questa gara organizzata da Adriano Zambon. Siamo proprio in chiusura. Gli appuntamenti, vi do l'appuntamento per domani sera sempre su Bike e solo su Bike, poi dopo ci saranno per gli internauti il collegamento con Scratch, quindi www.scratch.tv.it oppure la pagina di Facebook e l'altra pagina molto importante, l'ora del ciclismo con Christian Bon, che in diretta andranno in onda questa puntata con i 4 candidati alla Federazione Ciclistica Italiana. Scopriremo chi sono, scopriremo quali sono le loro, ambizioni e chiaramente un augurio a tutti e 4. Noi saremo qua per raccontarvela, seguiteci domani sera dalle ore 22. Sarà un'oretta veramente molto importante e molto, calda e carica di emozioni. Quindi appuntamento per domani sera con i 4 candidati, quindi Silvio Martinello, Fabio Pergo, Cordiano Dagnoni e la Daniela Isetti, a conclusione di questo febbraio che arriverà, dove ci saranno le elezioni per il timoniere della Federazione Ciclistica Italiana. Settimana prossima qua, sempre il giovedì, con lo speciale dei campionati del mondo in Belgio, con l'inviata Ilenia Lazzaro e Christian Bon, e poi ancora tanta roba. Noi non ci fermiamo. A settimana prossima. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com.